Eder, Mech, Pallister. Il comportamento di Sebastiano non vi ha convinto già dal primo minuto. Io volevo ribadire che lui dall'inizio non ha fatto niente. Io quando ho chiesto, ho visto dei messaggi che mia sorella non rispondeva. Dopo ho telefonato, mi ha risposto. Ha detto no, la Lilli è uscita, ha lasciato i telefoni a casa. E già là mi sono allarmato. E non ricordo benissimo, ma penso fossero le 13, 13:30. Ho aspettato ancora un po' perché lavoravo, ho richiamato, erano le 4, non lo so, e vanno no, te li chiamo io, perché vedrai che entro le 18 rientra e ceniamo. E invece, niente, dopo invece ha richiamato e c'era anche il vicino. Mi fa chi è? Ah, è il fratello. E allora appunto mi ha detto non preoccuparti, adesso non si preoccupi, vedremo di convincerlo ad andare a fare denuncia. Io ero a casa e anche parlando con mia moglie e mia figlia abbiamo pensato che avessero litigato e lei è uscita da qualcuno e si è nascosta. Invece non era così, perché anche io gli ho chiesto, ma avete litigato? No, niente, non lo so, niente. È così, quel giorno. Il giorno dopo è tornato, ha rifatto un'altra dichiarazione in questura, mi sono fatto mandare persino la foto di quello che aveva dichiarato, perché io lavoravo, e dopo ci siamo sentiti ancora un paio di giorni, ancora giovedì e venerdì. Venerdì mi chiama e mi fa, senti, vediamoci un attimo che parliamo. E lui era nel suo laboratorio, che lui lo chiama studio, va. Era là e sono stato là vicino e mi fa, prendevo un caffè e mi fa, andiamo in macchina così che non voglio parlare qua che c'è troppa gente. Siamo saliti nella mia auto e io ero seduto al portaguido lì vicino e mi fa, Sergio, io senza la Lilli non riesco a vivere, ho 560 euro al mese. Questo è stato quello che mi ha colpito subito, che mi ha detto. E gli ho detto, ma cosa ti preoccupi? Cerchiamola, vediamo dov'è. Ma sì, vedremo. Io sono sicuro anche che lui, che ne dica, è stato così da tempo, da anni. Perché lui quando è arrivato a Trieste, che aveva appena conosciuto mia sorella, lui non lavorava, non aveva lasciato la famiglia con 2 figli, era ancora sposato e non ha fatto niente. Raramente in questi casi la famiglia diventa amica dell'amante. Come mai per voi è stato così? Perché naturalmente è successo questo, è successo questo. Di sera mi arriva un messaggio di mia cugina, quella che abita a Plavia, che mi manda un messaggio che dice c'è un signore che ti cerca, voleva il tuo numero di telefono, non gliel'ho dato, giustamente, e mi ha dato il numero suo. Io l'ho chiamato, si è presentato e fa, io sono Claudio Starpini, abbiamo parlato neanche 5 minuti al telefono, ho detto è meglio che ci vediamo. E allora era tardi, venite domani mattina a casa mia, siamo stati, io e mia moglie, e siamo stati 4 ore e là ci ha raccontato tutto, ha detto delle cose proprio intime della mia famiglia, proprio che neanche Visintin sapeva. Il generale Garofano ha parlato di riesumazione, tu ne sai qualcosa? Forse ha avuto dei contatti, probabilmente è una fonte sicuramente qualificata, però da un punto di vista proprio delle comunicazioni formali della Procura non c'è stata nessuna comunicazione. Una riesumazione sicuramente si farà come accertamento tecnico irripetibile e quindi rispettare tutta una serie di protocolli a partire dall'abbigliamento. Claudio Sterpin, guardando chi agiva sul luogo del ritrovamento, ha detto che ravanavano. Ravanare vuol dire scavare, mescolare, cercare qualcosa. Postare. Nicodemo, come avete trovato questa perizia medico-legale? Noi abbiamo abbondantemente aggredito questa consulenza medico-legale nel rispetto dei professionisti che l'hanno fatto, ma con chiarezza, lo ha detto il professore, l'abbiamo detto subito noi, questa partita è stata giocata malissimo. Noi speriamo che si possa tornare indietro e ritrovare qualcosa, perché purtroppo quando si torna indietro non sempre si ritrovano i dati. E in più voglio dire una cosa, l'esumazione che Sergio ha definito sempre un atto estremamente doloroso ma necessario, noi l'abbiamo chiesta già quando ancora era aperta
l'indagine. Prima che ci fosse l'archiviazione ci sono le memorie, quindi ci sono gli atti con il depositato. Noi abbiamo sempre detto che bisognava ripartire dalla medicina legale, l'abbiamo sempre detto. E l'indicazione, qua ringraziamo la Procura di Trieste, l'indicazione della dottoressa Cattaneo è un'indicazione che abbiamo fatto noi sulla base di tutta una serie di studi che ha fatto la dottoressa Cattaneo su cadaveri che sono stati riesumati per lo studio delle lesioni. Chi trova il corpo sa già dell'orologio rosa, com'è possibile? Nessuno descrive come fosse vestita Lilli quando è uscita, l'unico che la vede è Sebastiano dicendo che l'aveva lasciata là, avevano appena fatta colazione. E mi dice Sergio, mi dice Silvia, le amiche, che questo orologio rosa è tra l'altro negli atti, anche all'atto della denuncia, quando hanno parlato con Sergio, quando hanno parlato col marito, nessuno lo descrive. Quindi come mai loro cercano questo orologio rosa? E questa è la domanda che loro si pongono, perché nessuno aveva detto che Liliana avesse al polso un orologio rosa e soprattutto quell'orologio rosa, che era un orologio di plastica, lei normalmente lo utilizzava d'estate, il marito che è l'unico che la vede non descrive oggetti. Io volevo dire appunto che, per finire di prima, che dopo che ho parlato appunto con Starpin, la sera dopo ho parlato con Sebastiano e ho detto che bisogna cercarla. E lui mi ha detto no, aspettiamo, sempre questo aspettiamo, non so. E io gli ho detto che mia figlia aveva chiamato chi l'ha visto. E là ha detto ma come? Io mi sono anche arrabbiato un po' anche lui, ci siamo detti qualcosa, eravamo al telefono, abbiamo spento. Da quel giorno non ho più parlato con lui. E da quel giorno lui avanti non ha fatto altro che raccontare bugie, che dire tutta una cosa e dopo un'altra. Ma a me, alla mia famiglia, agli amici, ai parenti, ma in più ha detto ai magistrati, agli inquirenti. E lui ha dichiarato false testimonianze, ancora a casa di telefono. E io mi chiedo perché vado avanti così. Non è stato fatto ancora niente. Ma perché? Mia sorella chi è una morta di serie B? Questo mi chiedo, povera. Purtroppo lei ha lavorato tutta la vita per cosa? Ha dedicato la vita a questo che dovrebbe essere il marito, che non ha mai cercato di cercare niente per cercarla, non ha mai chiesto niente. Lui andava in giro alle trasmissioni televisive, andava a fare le saune, a fare i traslochi con gli amici. 2 giorni dopo è andato dagli amici di Romance a dire la Lilli si è suicidata. Ha regalato la macchina fotografica, roba. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.